ricordo ciò che mi disse una monaca al convento di Santa Chiara. Era una donna anziana, amica di mia madre e mia confidente. Si chiamava Suor Marietta. Un giorno che eravamo nel chiostro e io gli parlavo del mio dolore, del pensiero, di come potevo aiutare le donne, come potevo stare vicino a loro. Lei mi guardò e mi chiese se conoscevo quella ragazza che stava mettendo a posto le candele nella chiesa, se sapevo chi fosse. Ma io chiaramente risposi di no. Lei mi disse che quella era sua figlia. Lei era stata abusata e abbandonata da un uomo e la sua famiglia l'aveva cacciata di casa. E in una notte fredda, con la bambina in braccio, si avvicinò al portone del monastero e chiese di prendere almeno la bambina. Ma la madre del monastero la abbracciò, la strinse e le chiese di rimanere lì con loro. E allora lei capì che quello era l'unico modo per una donna, nobile o povera, di poter sfuggire al disprezzo del patriarcato. Ma non quell'abito, dietro quelle mura, no, tra le sue sorelle. L'unità era tutto. Prima vi ho raccontato di quando mio padre ci portò lassù, nelle montagne, vicino al Temo, a vedere quel nuraghe, quella grande torre. E guardando quella torre, fatta di pietre, messe una a fianco all'altra, una sopra l'altra, che il tempo non distrugge, così stoiche, così alte. E io ho capito che anche noi siamo come quelle pietre, siamo unite, una a fianco all'altra, una sopra l'altra, e costruiamo una torre altissima per lasciare un messaggio ben definito. Potete provare a spostarci, potete provare a romperci, potete farci cadere, ma noi resistiamo, perché nonostante i progressi, oggi si sente ancora parlare di centinaia di donne uccise solo perché erano donne. Le donne hanno ricevuto, almeno il 30% ha ricevuto una volta una violenza fisica o carnale. Certo, questo può sconfortare chi è troppo tempo lotta e non vede miglioramenti. Ma solo chi ha il cuore ribelle come il nostro può trovare il coraggio di rialzarsi, lavarsi il viso e non stare mai zitte. Se uno vi dice di stare zitte, voi urlate. Se vi dicono stai ferma, non muoverti, voi correte. Se vi dicono non vali nulla, non sei nulla, non sai fare nulla, voi sentitevi delle regine, perché noi siamo libere.
Abbiate il coraggio di parlare quando l'uomo che pensate di amare porta ai vostri visi più lacrime che carezze. Noi siamo libere. Nei nostri ventri noi portiamo la speranza di questo mondo. Siamo madri, siamo mogli, siamo tutto. La libertà di scegliere ce la siamo conquistata, oltre che presa di diritto. Vi prego, non vedetemi solo come un semplice ricordo dei tempi passati. Non vedetemi come una delle tante, vedetemi come una di quelle pietre che ora, insieme a voi, ha creato una torre altissima. Stiamo unite, sorelle, e continuiamo a combattere, sino a che il giorno non si senta più parlare di delitto di passione. Delitto di passione. Come potete uccidere il nostro dolore con la parola amore? Il nostro marito, il nostro fidanzato ci uccide. Ah, ma era per amore. Come puoi uccidere i miei sogni per un tuo capriccio? Non potete infangare il nostro dolore con la parola amore. Non dovete farlo. Quindi stiamo unite, sorelle. Siamo delle pietre e andiamo sempre più in alto. Quando passerete sotto la statua a me dedicata, quando vi sentirete sole, guardatemi e pensate che al mondo ci sono donne che hanno avuto il coraggio di cambiare.